Hanno vinto i cittadini, ha vinto l'idea del buon governo, ha vinto l'idea del partito del fare, ha vinto l'idea che le persone vengono al primo posto. I partiti devono fare un passo indietro, va bene organizzare la rappresentanza, ma qui stiamo parlando di un fenomeno nuovo. Le persone vogliono, secondo me, persone credibili. Noi dobbiamo ripartire dal lavoro. Ha vinto il lavoro a Venezia contro il partito del no, dell'oscurantismo, della paura, della menzogna, quelli che raccontano sempre bugie. E la gente purtroppo in velocità ci crede. A meno di 24 ore dalla sua elezione a sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro è entrato a Ca' Farsetti. I veneziani hanno scelto la svolta, hanno scelto di mettere la parola fine a un governo di centrosinistra dopo 25 anni per credere nella speranza e nelle proposte di Brugnaro, che ribadisce non sono il sindaco dei partiti ma della gente. Accanto a lui chi ha deciso di seguirlo, da Francesca Zaccariotto a Renato Boraso, Giovanni Giusto, Gianangelo Blati, ma sui nomi non si sa ancora nulla. Le persone di cui ho citato, io mi fido molto delle persone che ci mettono la faccia, salvo dopo dover provare effettivamente verificare con mano, però persone che generosamente si impegnano, vanno a parlare con le persone, raccolgono i voti. Io non credo al governo tecnico tout court. Dopodiché all'interno di questo ci vogliono persone che abbiano competenza, per cui credo che queste cose si dovranno trovare adesso. Appena sono stato eletto ieri sera, avrò tempo 20 giorni per fare la giunta, me li prendo tutti, insomma, non è che devo fare il Ternalotto, insomma. Dopo una battuta sui condizionatori a Ca' Farsetti che ha definito degli anni 70 fonte di spreco, Brugnaro si è tolto qualche sassolino dalla scarpa verso chi continua a definirlo un campagnolo. Forse sono meno campagnoli tanti veneziani che si arrogano il fatto di essere della città. Quanti sanno andare in mare come ci vado io? Quanti conosco il Lido come lo conosco io? Quanti sanno fare il vetro come lo faccio io? Quanti hanno investito sulla Fenice quanto ho investito io? Quanti hanno investito su questo sport, in questa cavolo di città, quanto ho investito io? Chi è più veneziano? Io o questa gentaglia qua? Tra le cose immediate da fare, stop a ZTL e accattonaggio. Una guida della città con spirito positivo, dice Brugnaro, senza spalare fango sull'operato altrui, ma prendendo ciò che di buono è stato fatto. Questa amministrazione l'amministrazione passata, hanno fatto delle cose positive. Il problema è che hanno perso di vista il bilancio, cioè non si sono accorti che attorno a cose positive che magari venivano finanziate con soldi pubblici, con soldi dell'Europa, poi non si è riusciti a tenere in equilibrio magari la spesa sociale. La domanda è, quei 37 milioni di spesa sociale vanno a finire tutti quanti ai poveri, alle persone bisognose? Ve lo dirò prossimamente.